dal Pala Genova di Carini, dove andrà in scena la partita valida per il ritorno degli ottavi di finale dei playoff promozione della Serie B. Anzi, ancora al pallone al centro! Mallimaci! Insoverato! E avanti! Sguardo alla telecamera, perché così dal nulla i gialli passano in vantaggio. Dopo una gara passata a difendersi a riccio, arriva lo 0-1. Tenta il tutto per tutto. Mister Sprio, errore grave di Agibai e c'è la rete di Nahuel Perez. Pugno in su di Perez, l'errore gravissimo di Agibai e c'è la rete un'altra volta del Soverato. L'avevamo detto, era un rischio da correre. Agibai la rosa continua a giocare col quinto Mister Sprio, rischia tutto quindi il Mistral. Muro al centro, Cascino 1-2, il rischio paga quando siamo a 10 minuti alla fine. Rete di Cascino, scambio e allora ancora pallone i biancorossi. Cascino tira in porta, Cascino trova il 2-2, l'urlo dei tifosi del Pala Genova, pareggio Mistral. Il pareggio del Mistral, ma attenzione, Perez può andare, Perez, come se non fosse successo nulla, segna Nahuel Perez, 3-2. Adesso la battuta Muro contro Panetta, numero 8 per riaprire il discorso qualificazione. Panetta per suggellare una partita fantastica, va Muro 4-3, 65 secondi alla fine, la rete di Muro. Attenzione a Martino! Che gol! Che ha fatto qui il numero 11! Che rete! 4-4! E probabilmente suggella la qualificazione, ma qui Martino ha fatto forse il gol del campionato! 4-4!